qualifica di diritto, perché il diritto, ciò che è diritto, ha a che fare con la natura della persona, con i diritti inalienabili della persona. E quindi non tutti i desideri possono ergersi al rango di diritto. Altre domande? Perché non vedo altre mani alzate al momento. Verifico. No, al momento non vedo altre mani alzate. Bene, allora ringrazio Don Simone per questa sua parte molto, molto, molto utile e molto soprattutto stimolante, e anche le domande che avete fatto. E darei la parola a Don Giuseppe Zeppegno per la terza relazione di questa serata. Don Giuseppe Zeppegno, che è docente, direttore del ciclo di specializzazione in teologia morale della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, sezione di Torino, oltre che docente del Master Universitario in Bioetica, e comunque ha una vastissima esperienza di insegnamento anche lui, oltre che essere stato fino a non molto tempo fa il consulente regionale ACOS della regione Piemonte, Valle d'Aosta, ma in realtà se lo segue ancora, come sappiamo bene, anche per questioni di amicizia. Ecco, quindi lascerei la parola a Don Giuseppe, il quale ha questa relazione, una visione etica teologica per la custodia del creato. La parola a te, Don Giuseppe. Buonasera, ringrazio per l'invito e vado subito a presentare la mia relazione. Risulta evidente che viviamo una situazione attualmente molto ma molto complessa. Ci sono alcuni elementi che sono veramente caratteristici di questo nostro tempo. Negli ultimi 20 anni il mondo intero ha vissuto 3 gravissimi shock. Primo tra tutti, 11 settembre 2001, l'abbattimento delle Torri Gemelle a New York, e questo ha certamente causato un destabilizzazione generale. Un altro grave problema è la crisi economica che ha interessato un po' tutto il mondo nel 2008 e non solo in quell'anno. E infine abbiamo la recente pandemia, una pandemia che ci sta accompagnando purtroppo da 2 anni e sembra non avere ancora un esito conclusivo. Che cosa sta capitando di fatto? Sta capitando, come ha ricordato Papa Francesco il 27 marzo del 2020 nella piazza San Pietro deserta, in questa preghiera che è stata proposta a livello veramente internazionale, ha ricordato che viviamo in un mondo malato, ma non ce ne rendiamo sufficientemente conto. E abbiamo l'impressione che se il mondo è malato, noi possiamo essere comunque indenni. Non è così. Non è così perché ci sono dei problemi che si collegano l'uno all'altro e ciò che capita all'altra parte del mondo può avere delle conseguenze molto pesanti anche per noi. Ormai siamo interconnessi. Tutto ciò che capita ad una parte del mondo ha delle conseguenze in altre parti del mondo. Pensiamo ad esempio alla desertificazione di tante aree dell'Africa. Cosa portano? Portano necessariamente a far sì che le persone che vivono in quei territori scelgano di migrare perché non possono più vivere. E allora assistiamo al dramma degli immigrati che spesso muoiono durante il tragitto oppure vivono vessazioni veramente spaventose. Noi a volte ci preoccupiamo per il fatto che arrivano sulle nostre coste, ma se andassimo a guardare quello che loro vivono, i drammi che hanno vissuto nella loro terra
e che continuano a vivere nel percorso che li porta verso l'Europa, e forse avremmo un giudizio meno severo nei loro confronti. Pensiamo anche a tutte le situazioni in cui per interessi economici si disertifica, si sceglie di privare il nostro sottosuolo di quelle risorse che non sono rinnovabili. E questo che cosa significa? Significa che noi creiamo non immediatamente, ma nel prossimo futuro, nuove povertà e anche nuovi problemi. La pandemia del Covid, come sappiamo, è nata nel territorio cinese e poi è stata, diciamo così, esportata in tutto il mondo. Ma altre epidemie e pandemie nascono in altre parti della Terra, forse noi ce ne rendiamo meno conto semplicemente perché sono lontane da noi, ma proprio perché si vive in modo non equilibrato il proprio rapporto con la natura. Pensiamo ad esempio alla foresta amazzonica che continua ad essere depredata. Questo fa sì che venga a mancare questo polmone immenso che ha un'importanza massima per il clima generale. Non solo, ma desertificando si rischia di far sì che gli animali che non trovano più sostegno nella foresta si avvicinino agli ambiti urbani, e questo può provocare nuove malattie, semplicemente perché gli uomini non sempre riescono a fronteggiare i virus che vengono portati proprio da questi animali. Cioè, c'è tutto un mondo di problematiche che veramente pesa su tutta l'umanità. Senza parlare poi, ad esempio, oggi stiamo parlando della Laudato Si, ma nella Fratelli Tutti e in tante altre occasioni Papa Francesco ha parlato della cultura dello scarto, cioè quella sensazione gravissima di voler a tutti i costi emarginare alcune categorie di persone e obbligarle a vivere in ambiti veramente estremamente poveri, problematici. Una situazione così grave è determinata da quella che viene definita l'epoca umana o l'antropocene. Quando nasce questa era, questa epoca? Secondo molti autori nasce il 16 luglio 1945, quando nel New Mexico è stata fatta detonare la prima bomba atomica. Questa scelta ha fatto sì che cambiasse la situazione del nostro mondo, e l'era dell'Olocene, che per 11.000 anni aveva caratterizzato il nostro globo, viene veramente a mutare. Perché? Perché l'antropocene fa sì che si aumenti negli anni e nel tempo una serie di problematiche che conosciamo bene e che sono già state presentate nelle relazioni precedenti. L'aumento, ad esempio, esponenziale della CO2, che crea problemi gravissimi sull'effetto serra, e così tutte le altre sostanze inquinanti che vengono a deteriorare l'ambiente in cui viviamo. Quali considerazioni vengono fatte al riguardo? Le considerazioni sono molteplici. Vi cito prima di tutto alcuni orientamenti che vengono definiti anti-antropocentrici. Un testo che ampiamente affronta questa questione è il testo che si intitola Il senso della vita senza Dio. In questo testo si dice che l'uomo è soltanto una macchina e quindi
non ha nessun rilievo rispetto agli altri esseri presenti in questo mondo. Idee in parte simili hanno manifestato negli anni autori che sono certamente famosi, che hanno avuto anche dei grandi privilegi per tante realtà che loro hanno proposto, tante cose belle che hanno fatto. Però in alcune affermazioni, su cui non mi soffermo ora, ve le presento così, hanno affermato che l'uomo è il cancro del pianeta. Quindi quasi a dire, sopprimiamo l'uomo o cerchiamo di fare in modo che ci sia una quantità sempre più limitata di uomini e risolveremo il problema dell'ambiente. Queste teorie sono certamente teorie che non solo danno poca valenza all'uomo, ma che non risolvono i problemi, anzi li peggiorano, perché solo l'uomo è in grado di risolvere i problemi ambientali. Certamente dobbiamo acquisire nuova disponibilità a fare questo. E quali sono i problemi che possiamo risolvere e come possiamo risolvere? La proposta è quella di andare a considerare 3 elementi che sono fondamentali per noi che siamo parte di un'associazione cattolica, ma di per sé sono, se ben compresi, rilevanti per ogni uomo. Scusa Don Giuseppe, ti interrompo un attimo. Chiedevano se potevi mettere lo schermo intero togliendo le note. Va bene, lo faccio subito. Grazie. Grazie. Prego. Dicevo che è fondamentale il riferimento alla scrittura, alla teologia e al magistero. Brevissimamente, perché il tempo a disposizione non è molto e questo discorso sarebbe amplissimo. Consideriamo prima di tutto l'aspetto biblico. Chi è l'uomo? L'uomo è creato da Dio all'apice della creazione. Potremmo dire, come ricordano i primi 2 libri, i primi 2 capitoli, scusate, della Genesi, che l'uomo è quella creatura per la quale Dio ha creato. Perché l'elemento essenziale che Dio desiderava era proprio la società umana. E l'uomo ha una particolarissima dignità, proprio perché è immagine e somiglianza di Dio, ed è stato dato a lui il mandato di soggiogare, di dominare la terra, ma attenzione, nell'ottica di chi custodisce la terra, di chi la coltiva, di chi la ama come l'ha amata il Dio creatore. E in questo senso si pone anche molto chiaramente la visione del Cristo. Il Cristo per cui il mondo è stato creato, per mezzo di lui è stato creato, come ricorda la lettera ai Colossesi, ed è lui che è stato posto dal Padre come mediatore di salvezza. In Cristo l'uomo trova la sua piena dignità e la sua piena identità. E questo fa sì che alla luce del Cristo l'uomo possa trovare il giusto rapporto non solo con se stesso, non solo con gli altri uomini, ma con tutta la natura. Difatti, noi con l'accompagnamento, con l'assistenza dello Spirito Santo, siamo costantemente invitati ad essere pura trasparenza di Cristo. Quindi vivere i suoi stessi valori, i suoi stessi atteggiamenti nei confronti delle altre persone e del creato.
Queste considerazioni nel 1988, quindi non così vicine a noi, erano già state proposte in un libro di un teologo, Auer. Il libro si intitola Etica dell'ambiente. È un libro che si trova ancora adesso con una certa facilità perché afferma nel suo interno dei principi che sono estremamente validi ancora oggi. Già in questo testo si diceva che il problema ambientale è essenzialmente un problema umano, perché solo se l'uomo riconquista il suo vero scopo, lo scopo per cui è stato creato, può dare all'umanità intera, ma anche all'intero ecosistema, all'intero bioregno, il giusto valore e la giusta anche apertura ad un equilibrio che diventa indispensabile se vogliamo vivere bene e far vivere bene chi verrà dopo di noi. Ed ecco che allora il corretto atteggiamento ecologico, dice questo autore, è tipico di chi si sente parte intima della natura e si impegna per curarne tutta la realtà e soprattutto per avere il giusto rapporto con le risorse, con lo sviluppo che o è sostenibile, quindi uno sviluppo adeguato, oppure ci porta a morte. Queste tematiche le affronta ampiamente Papa Francesco in questo documento, un'enciclica che fa parte delle encicliche della dottrina sociale della Chiesa, ma che ha un argomento di fondo che non era stato trattato così ampiamente dalle precedenti encicliche della dottrina sociale della Chiesa. Papa Francesco mette a modello di tutto il lavoro che poi svilupperà nell'enciclica San Francesco, un personaggio che gli è molto caro, tant'è che, come sappiamo, diventando Papa, ha desiderato assumere il suo nome. Papa Francesco dice di San Francesco che è l'esempio per eccellenza della cura, perché è attento a tutto ciò che è debole ed è attento a far sì che ci sia una profonda armonia tra l'umanità e gli esseri animali, la luna, le stelle, che, come sappiamo bene, nel suo cantico definisce tutti fratelli e sorelle. E anche Papa Francesco dice che la nostra casa comune, in altre parole potremmo dire il bioregno, è nostra sorella e pertanto dobbiamo trattarla come si conviene. E proseguendo nel cammino dell'enciclica, Papa Francesco ricorda che l'ambiente è un bene collettivo. Io sono convinto che dobbiamo dire questa cosa in modo molto insistente, perché spesso non ci si considera con sufficiente attenzione questo aspetto. Pensiamo alla facilità che abbiamo a sporcare l'esterno delle nostre case, mentre invece a casa nostra ci sono delle attenzioni particolari, quasi sempre. Non siamo tutti noi a sporcare l'ambiente, a sporcare le nostre città, ma molti lo fanno. E il Papa ricorda ancora, come citavo già all'inizio, il ruolo di custode e di coltivatore che l'uomo ha ricevuto da Dio fin dalla creazione. E lui afferma anche, ripeterà questo concetto a più riprese, che la cura del bioregno porta l'uomo ad acquisire una piena dignità. Questa piena dignità ha la capacità di portare all'uomo a vivere dentro di sé una dimensione ecologica. Egli infatti dice che non possiamo considerare la natura come qualcosa separato da noi
o come una mera cornice della nostra vita. Lui ricorda che c'è un legame essenziale tra l'ambiente in cui viviamo e le relazioni sociali. E quindi nella misura in cui si pensa ad un livello di urbanizzazione di un certo tipo, si pensa alla possibilità di rapporti familiari, rapporti umani autentici, si sarà poi anche capaci di migliorare l'ambiente in cui viviamo. Queste considerazioni, notate bene, non sono completamente nuove. Aveva già Papa San Paolo VI ricordato queste cose nel 1971, cioè quindi non ieri. In questo documento, da lui pubblicato, l'80ª Adveniens, ha ricordato già il problema dell'inquinamento, che allora forse non aveva, anzi, no, senza il forse, non aveva la gravità che oggi ha. Ma lui ha detto di stare attenti perché si andava verso un pendio scivoloso. Non è stato certamente ascoltato. Così come non è stato ascoltato successivamente, parlo del documento Sollecitudo Rei Socialis del 1987 di San Giovanni Paolo II, là dove veniva ricordato che il dominio accordato dal creatore all'uomo non è un potere assoluto. E siamo nella logica della custodia, non della sopraffazione. Ancora Papa Benedetto, nella Caritas in Veritate che è già stata citata, parla di un'ecologia umana. Quell'ecologia umana che poi Papa Francesco amplierà moltissimo quando appunto parla dell'ecologia integrale, cioè di una antropologia che sia attenta all'uomo, a tutte le esigenze dell'uomo, ma confrontandole con le esigenze del pianeta. Perché questo si realizzi pienamente, ricorda la Laudato Si', è necessario educare e formare. E il Papa cita almeno 4 fonti educative. La prima certamente è la famiglia, dove è la prima cellula della società, dove si dovrebbero accogliere i primi essenziali valori e anche le prime essenziali responsabilità. Poi abbiamo la scuola, abbiamo i media che molto spesso non assolvono al loro compito educativo. Faccio solo una piccolissima parentesi, non entro in merito perché mi porterei fuori strada, ma penso alle innumerevoli fake news che i media hanno proposto durante la pandemia e continuano a proporre, dando tanta confusione alle persone che vanno sui social, su certi social. E poi il Papa ricorda che un compito inalienabile è quello della comunità cristiana, che deve a tutte le età proporre una formazione catechistica che è anche una formazione all'ambiente. Ed ecco che allora invita a puntare ad un altro stile di vita. Non possiamo dire sì, ma domani ci penseremo. No, o oggi cambiamo il nostro modo di vivere oppure non risolveremo mai le problematiche emergenti. E il Papa, sappiamo che lui ha uno spirito molto pratico, oltre che una grande spiritualità, arriva a definire tutto ciò che l'uomo può fare per migliorare l'ambiente in cui vive. E allora esemplifica, ad esempio, ridurre l'uso della plastica, della carta, dell'acqua e così via. E tutto ciò io direi che si può riassumere in una parola che nel documento è essenziale, cioè la sobrietà. Dobbiamo imparare ad essere sobri se vogliamo dare spazio non solo alla nostra vita, ma anche alla vita degli altri e delle generazioni future. Una sobrietà che non diventa sinonimo
di povertà, ma che diventa capacità di avere equilibrio tra tutte le cose che facciamo, senza sprechi, senza dimenticarci di chi è meno fortunato di noi. Ed ecco che ancora una volta l'ecologia integrale è un'ecologia che è fatta di piccoli gesti quotidiani, che dobbiamo cominciare a vivere con impegno crescente. Per il credente, dice il Papa, il mondo non si contempla al di fuori, ma di dentro, riconoscendo i legami con i quali il Padre ci ha unito a tutti gli esseri. Non siamo isole, siamo collegati, come dicevo all'inizio, per cui ciò che capita da una parte del mondo ha conseguenze anche in altre parti del mondo. E quindi dobbiamo sentirci una grande famiglia. E quindi il Papa non lo cita direttamente, ma certamente tra le righe della Laudato Si è presente questa tematica. Noi dobbiamo utilizzare quel principio responsabilità che nel 1985 aveva già prospettato Hans Jonas in questo bellissimo libro che consiglio di leggere perché è veramente molto ma molto efficace. Sta scadendo il mio tempo e allora vado veloce, citando un testo che già ha presentato Don Valerani. È il testo di Ten Av, un testo che a mio parere sta veramente avendo un grande successo, ma che ci può aiutare a cambiare la prospettiva bioetica. Perché? Noi siamo abituati a aver dimenticato la prospettiva bioetica proposta da Jahr nel 1926-27, i due documenti che portano questa data, ma anche la prospettiva molto più recente di Potter, 1970-1971, e poi ancora nei suoi documenti successivi. Cioè, con prospettive diverse, questi due autori avevano proposto una bioetica globale, cioè attenta all'uomo, ma anche a tutti gli animali e l'ambiente. Questa cosa è stata dimenticata perché soprattutto in America e poi in Europa si è puntato soprattutto a considerare la bioetica medica. Oggi, dice saggiamente Ten Ab, bisogna arrivare a ripensare la bioetica globale. Una bioetica globale che non è soltanto attenzione a tutti gli ambiti del bioregno, cioè uomo, ambiente e animali, ma è anche la possibilità di avere un'attenzione alle diverse situazioni di questo mondo. Cioè noi non possiamo dire occidentalmente cerchiamo di risolvere i problemi del mondo, no, dobbiamo sentire ciò che avviene nelle altre parti del mondo, dobbiamo cercare di coesistere, dialogare, proprio perché solo così possiamo dare soluzioni globali. Lui propone di fatti una bioetica che gradualmente risolve i problemi, non impone in un momento solo, ma gradualmente di volta in volta risolve i problemi. Perché semplifico un po' a causa del tempo limitato, ma perché questo si realizzi pienamente, Av dice che è necessaria una governance bioetica globale, una realtà che non è ancora presente, ma che, come lui giustamente afferma, ha una piccola ma importante pietra miliare che ha già proposto Don Valerani. Sono i diritti della bioetica, i diritti umani che sono stati proposti nel 2005 e che, se fossero più conosciuti e più rispettati, darebbero già delle grosse soluzioni alla realtà in cui noi viviamo.
E con questo non mi resta che ringraziarvi per la vostra attenzione. Ho sforato, sono rimasto nei 25 minuti, non nei 20 come era stato suggerito. Ringrazio Don Giuseppe, avevo detto 25, tranquillo, ci sei stato perfettamente nei tempi. Bene, ringrazio allora Don Giuseppe e se qualcuno ha qualche domanda può farla. Basta che alzi la mano e le do la parola.